Io cercherò di far capire le informazioni che sono emerse da due diversi lavori che abbiamo fatto, che ho seguito ultimamente. Uno riguarda il piano paesaggistico e quindi quelle che sono le indicazioni che mi avete dato voi sulle condizioni del paesaggio del vostro territorio e quindi quali sono i problemi di criticità, di valori sul territorio, e un'altra è una ricerca che ho fatto su alcuni documenti storici che riguardano le anagrafi dello Stato veneziano, quindi censimenti fatti nel 1766 in questi territori, e anche per far capire che alcune cose delle quali noi parliamo oggi in termini negativi in realtà sono estremamente recenti. I problemi nascono circa un centinaio d'anni fa. Mi spiego meglio. In una situazione come questa, questo è un DTM fatto da Walter Coletto del territorio di Budoia, vedete il perimetro di Budoia, ma vedete anche le colline di Polcenigo, ci sono tutte le colline e si capisce molto bene come funziona il sistema dell'altipiano e quanto è acclive invece la pendenza, che porta questi territori ad avere un rapporto che sfrutta il gradiente ecologico del versante alpino e che permetteva alle comunità locali di sfruttare le risorse economiche alle diverse altezze. Allora, l'indagine che abbiamo fatto qui per la zona di Budoia, ma anche per la zona di Aviano, contemporaneamente a una ricerca, un'iniziativa di Lega Ambiente che si chiamava Eravamo partiti dal titolo di un libro che era Imparare da Las Vegas di Scott Brown Venturi. In realtà abbiamo fatto Imparare da Marsure, proprio per dire che anche partendo da piccole comunità, osservando il territorio, si possono imparare delle cose estremamente importanti. E quello che ne è uscito è che su tutta la fascia della pedemontana la componente di sfruttamento, gli animali che venivano utilizzati per sfruttare questo gradiente ecologico dettato da diversi livelli altimetrici, erano animali molto diversi da quelli che voi cittadini di Budoia avete nella mente come gli animali principe della vostra economia nel territorio antico. Cioè qui siamo abituati a pensare che la vacca ci sia sempre stata e sia stata il centro dell'economia di ogni famiglia. Ogni famiglia aveva una vacca, ne aveva due se andava bene, qualcuno ne aveva qualcuna di più. In realtà non è così, è così a partire dalla metà dell'Ottocento. Voi siete abituati a vedere che i prati delle malghe in alto sono quelli delle malghe classiche, Val di Lama, Fritz, Campo, eccetera, eccetera. Non è sempre stato così, anche quelle non sono così vecchie, cioè le malghe come istituto in cui ho un comparto nascono in tutta la zona verso la seconda metà, l'ultimo quarto di secolo del XVII secolo, quindi sono estremamente recenti. Non sono delle strutture molto antiche. Per Aviano abbiamo trovato anche il documento specifico, dice che nascono nel 1676. Il luogotenente della Patria del Friuli dà il permesso di costruire anzi l'obbligo ai comuni di costruire dei comparti chiusi. Però possiamo pensare che prima della seconda metà del Seicento il sistema di organizzazione del territorio fosse completamente diverso, cioè fosse legato di più al pascolo vagantivo e transumante, che sfruttava anche le differenze ecologiche e geomorfologiche di questo territorio, soprattutto il fatto che a un certo punto si abbandonano calcari e conglomerati, arenarie e quant'altro per avere questa lunga scarpata tutta in carbonato di calcio. Questa lunga scarpata e questo continuo sfruttamento della scarpata era fatto prevalentemente con pecore fino alla metà del 1800. La maggioranza degli animali in questi territori erano pecore. Siamo stati più fortunati per Aviano, perché lì abbiamo trovato proprio il periodo in cui questo scatta e i documenti che lo rappresentano, cioè un censimento degli animali al 1831, quindi successivo alle anagrafi veneziane del 1766, e un altro documento che registra la trasformazione, praticamente è una sorta di censimento dell'agricoltura dalla fine dell'Ottocento, che registra invece lo sviluppo di un'economia basata prevalentemente sulla vacca.
Qual è la differenza tra gli insediamenti nel Medioevo qui e la Scarpata? Che la proprietà era tutta pubblica. Se noi escludiamo gli ambiti che abbiamo studiato e che qui sono documentati nel lavoro che Legambiente ha fatto per questa ricerca sull'insediamento medievale di Longarezze, se escludiamo l'insediamento medievale di Longarezze, quindi 1200, tutto il resto era pubblico del territorio, mentre voi come abitanti siete abituati a vedere appunto lungo questa fascia intermedia veder crescere i boschi sulle proprietà private, perché queste proprietà non sono più pubbliche a partire dal 1842-43, quando tutti i comuni della Pedemontana, compresi Polcenigo, visto che vedo qui delle componenti anche di Polcenigo, cominciano a fare lo stesso tipo di operazione che poi fa anche Aviano, quello di privatizzare la parte bassa della Scarpata, salvaguardando la zona delle Malghe. Cioè le Malghe che sono state formate alla fine del 600 rimangono, nella parte alta che qui non si vede, la Scarpata invece, il pendio, viene privatizzato e ceduto a ogni famiglia. Quindi la famiglia non esce più con la pecora a portarla al pascolo su un territorio pubblico, ma falcia e porta il fieno a casa e l'animale sta nella stalla. Questa era una strategia che veniva proposta dall'Associazione Agraria Friulana, che faceva una grande operazione di insegnamento con la cattedra ambulante di agricoltura rispetto ai contadini, e diceva: è inutile far muovere gli animali perché più quella l'energia che sprecano, il foraggio viene sprecato perché sprecano energia, e quindi questa energia non va in grasso, non va in cibo. Quindi noi dobbiamo pensare che a partire dal Neolitico questa colonizzazione delle pecore, questa colonizzazione degli ovini e dei caprini comincia a rendere libera completamente tutto quanto questo grande versante pubblico attraverso un'operazione che deve predisporre necessariamente le praterie artificiali. Cioè dobbiamo pensare che il paesaggio originario è quello verso il quale sta tornando il paesaggio adesso, cioè un paesaggio prevalentemente decato da una copertura forestale. I pascoli che voi siete stati abituati a vedere da piccoli erano pascoli artificiali. In una situazione appunto d'abbandono il bosco torna. E quindi noi siamo in una situazione esattamente opposta a quella che nel periodo del Neolitico, ma poi in una seconda fase di colonizzazione nel periodo basso medievale, si era vista in questi territori. Cioè in questi territori bisognava cancellare il bosco, e siccome il legno non valeva una madonna, non c'era nessuno che comperasse niente di forestale, adesso vale poco, ma una volta non valeva niente, perché c'era dappertutto il legno, le grandi foreste stavano in pianura, non c'era Venezia, chi lo vendevi il legno? E quindi il legno non serviva e portarlo giù sarebbe costato moltissima fatica. Quindi questa operazione veniva fatta con gli incendi. Gli stessi incendi che anch'io vedevo scoppiare qui negli anni 60 e che caratterizzavano la fase della prima dismissione dei prati, perché ancora queste praterie con l'erba alta tendevano a subire questo fenomeno dell'incendio. La dimensione e la forma delle strade che conducono al versante fanno pensare chiaramente a strade incassate che impedivano agli ovini che giornalmente salivano e scendevano di agire e di intervenire all'interno di terreni privati provocando dei danni. Lungo queste strade che ancora ci sono, in realtà la situazione sta cambiando completamente. Vedete, queste sono zone che conoscete molto bene. Vediamo le zone abbandonate che stanno andando verso il bosco e le pochissime zone che ancora vengono falciate, in qualche modo si vede poco la parte del bosco e del conflitto con la vegetazione. Quindi siamo in una fase storica estremamente particolare, perché se abbiamo avuto una grande colonizzazione antica di respiro molto lungo e abbiamo avuto dei riordini nel modo di organizzare il territorio, per cui zone come queste che erano pubbliche sono diventate private, adesso siamo in una fase diversa, siamo in una fase in cui il privato non è più così economicamente redittivo per la società. Cioè se la società agraria friulana nell'Ottocento diceva che questi terreni pubblici dovevano essere privatizzati, lo diceva perché i terreni dovevano rendere molto di più alla comunità, doveva aumentare la produzione, bisognava pensare di arrivare a delle stalle sociali, bisognava pensare a fare delle latterie comuni e il formaggio non farselo più semplicemente nella casa.
E questo paesaggio era giustificato, questo paesaggio dello sfalcio, era giustificato appunto da un'ideologia di trasformazione territoriale che è entrata completamente, lo sapete meglio di me, in crisi. L'ipotesi, vedo qua Giovanni e quindi quelli di Mezzomonte che fanno queste iniziative con le slitte. Nel 600 non sarebbe stato possibile fare iniziative con le slitte perché nessuno poteva andare a falciare la montagna. Fino a che non si creano degli spazi privati o dei diritti di sfalcio, è impossibile, sono gli animali che salgono a mangiare l'erba, non è l'uomo che le porta giù l'erba. È una cosa assolutamente moderna, ma è una cosa che non ha funzionato. Come dicevo prima, queste praterie private non sono state non c'è stato nemmeno il tempo in 100 anni di, come si può dire, strutturarle. Cioè pensate qui alla zona dei territori dei prati bassi a Budoia, sono territori dove le masiere, i masaron come li chiamate voi, caratterizzano l'azione di spietramento e di, come si può dire, di formazione del suolo da tagliare, da sfalciare. Lungo il versante, i terreni privati, molto spesso è difficile vedere il segno dei confini. Ad esempio, quando nella sua proprietà abbiamo fatto le pulizie per andare a cercare il cestellat, abbiamo trovato alcuni di questi segni, li abbiamo rilevati e si vedono molto chiaramente nei rilievi fatti della zona del cestellat, ma erano pochissimi i sassi. Ma perché? Perché le operazioni dello spietramento non sono durate come nella zona bassa 1000 anni, 1200 anni. Sono durate 100 anni, la privatizzazione è stata estremamente recente e non c'è stato quasi il tempo di dar forma fisica a questi territori, per cui questi territori privati, come li vediamo adesso, sono molto spesso privi di segni delle confinazioni, mentre come voi sapete molto bene nelle zone più basse le confinazioni sono molto evidenti, sono molto segnate. Queste praterie a volte non si capisce dove inizia una proprietà e dove finisce l'altra. È un'operazione abbastanza difficile comprenderla e penso che sia anche un problema registrare e avere dei diritti sulla propria proprietà. Questa grande operazione di frazionamento, tra l'altro, è stata gestita da un personaggio molto importante. I frazionamenti di tutto il versante della montagna che va da Caneva fino ad Aviano è stato fatto da Pietro Quaglia, l'ingegner Pietro Quaglia, cioè quello che disegna il parco di Villa Policreti, quello che disegna il parco di Villa Manin, quello che aveva la sede, lo studio e l'ufficio a Polcenigo. Quindi situazioni di colonizzazione, come si può dire, estremamente recente, estremamente labili, tanto che ci siamo subito chiesti, quando abbiamo individuato il sito medievale di Longiarezze, uno degli elementi fondamentali per riconoscere il sito era il fatto che le confinazioni invece a Longiarezze ci sono tutte e sono tutte segnate da masiere, da opere di spietramento. Quello che noi oggi vediamo, quindi, è un paesaggio che testimonia un fallimento culturale legato a tutta la montagna, se vogliamo, e a questa politica ottocentesca dell'associazione agraria. Non è un caso che ancora oggi continuano ad essere così evidenti i prati bassi in questi territori, perché sono i prati, le praterie che sono forse più vicine, più legate anche a una tradizione, anche più facili ovviamente da falciare. Però ecco, quello che a me interessava portarvi come esempio è il fatto che questa prateria nuda in realtà era una prateria pubblica. Questa cosa era estremamente chiara se si consulta l'archivio dei provveditori sopra beni comunali. L'archivio dei provveditori sopra beni comunali, queste carte invece sono ottocentesche, 1804 una, 1869 l'altra. Queste carte dimostrano che le coperture forestali sono minime, mentre invece nell'epoca dei provveditori veneziani sappiamo che non solo le proprietà boschive erano minime lungo il versante, ma erano anche soggette, sarebbero state soggette, se ci fossero state, a un'enorme azione da parte delle pecore. Cioè, se nascono le malghe nella zona alta, è perché a un certo punto i proprietari dei boschi che stavano in cima all'altipiano chiedono che le pecore non arrivino più così in alto e che cambi il modello di società e di sfruttamento del territorio che la popolazione aveva. Cioè, anziché partire da sotto e andare a pascolare fin su in cima, facendo dei viaggi di transumanza che duravano 2 o 3 giorni e utilizzando come basi non delle casere, non delle stalle, ma dei ricoveri in frasca, anziché fare questo,
l'operazione che veniva chiesta da Venezia, dal luogotenente di Venezia in modo particolare, era quella di dire: costruiamo nella parte alta dei comparti che diamo a delle persone che hanno l'obbligo di fare in modo che le pecore non escano da quei comparti, perché se cominciano ad andare all'interno del bosco, gli affittuari dei boschi, che molto spesso erano veneziani o i fullini di Polcenigo, che protestano perché la loro risorsa boschiva viene messa in crisi perché si cerca di far pascolare all'interno di queste zone. Questo è un altro luogo abbastanza importante che conoscete, la pista tagliafuoco, che doveva servire a tagliare il fuoco di queste praterie che si incendiavano e che in realtà potrebbe essere ancora oggi una infrastruttura già esistente, in questo momento per niente utilizzata, se non per il turismo e per il divertimento, per fare delle operazioni come quella che questa sera ci illustrano, hanno fatto a Stregna. Cioè, bene o male, tutta la zona della Pedemontana Bassa ha il vantaggio di essere fortemente strutturata da un punto di vista delle strade e delle infrastrutture. Queste invece cominciano a cambiare, questi rapporti cominciano a cambiare man mano che si sale. Cioè si arriva facilmente fino a Longgiarezze, c'è la possibilità di arrivarci in auto, quindi di pensare anche in questa zona dove c'era l'insediamento medievale su questo ripiano, quello che abbiamo testimoniato con questa mostra, di recuperare e di cercare di recuperare l'attività pastorale anche in queste zone, anche se nel Medioevo queste erano coltivate addirittura a segala, erano coltivate in modo intensivo, almeno di ritornare a quello che era il paesaggio di queste zone nel 500, dal 500 fino alla metà dell'800, e quindi a quello delle praterie, recuperando anche sentieri, recuperando l'uso che di questi territori sono stati fatti, anche perché, come vedete, ci sono ancora anche questa parte mediana ampi settori prativi, pur privati, anticamente privati, questi non da periodo recente, ma vedete, proprio perché sono antichi, guardate il segno bianco di questa grande recinzione, di questa grande confinazione che delimitava lo spazio del privato da quello che era lo spazio del pascolo pubblico. E più in su ancora ci sono ancora degli spazi che possono essere recuperati e che cominciano a diventare prati, alcuni privati e alcuni pubblici. La chiudo e cerco di farla veloce. Noi siamo abituati a pensare che le attività della pastorizia possano solo essere conservate, ancora proposte, nei territori del XVII secolo, quelli delle Marche. E invece forse c'è la possibilità anche di ritornare a quelli dell'Alto Medioevo, a quelli più vicini a casa, a quelli che avrebbero la possibilità anche di creare un'economia di prossimità, un'agricoltura pastorale vicina agli insediamenti, che quindi permettano anche di entrare in relazione con il territorio, perché se Simone porta gli animali quassù a Val di Lama o a Casera Fritz, questo non è sempre soltanto un valore aggiunto, nel senso di dare anche una connotazione dell'agricoltura di questo territorio come un potenziale anche turistico. Riuscire a riconquistare la fascia, quella che è la scarpata di fascia, con tecniche pastorali anche moderne, che non necessariamente devono rifarsi per forza a un'agricoltura che porta a produrre latte, ma anche soltanto carne, questo permetterebbe di aumentare i valori di questo territorio, e questo è un territorio che anche all'interno della discussione del PPR ormai la popolazione locale comincia a percepire come un territorio di qualità. Perché? Perché viene considerato dalla gente da fuori come un territorio di qualità, cioè ci vengono a fare le passeggiate, vengono a correre in bicicletta e sempre di più. E questo scambio tra insider e outsider rispetto a quelli che sono i valori territoriali diventa estremamente importante. Se riuscissimo, non solo con le operazioni come quella, adesso non lo vedo, che sta seguendo Valentino sullo zafferano, ma anche con quella che era una pratica antica, una pratica del Neolitico, che è quella di tornare all'allevamento, ad avere più agricoltura, più animali, più produzione, avremo anche più identità, più paesaggio, più territorio, più identità culturale di tutti i territori della nostra Pedemontana, e molti di questi spazi continuerebbero e tornerebbero ad essere così come le parti ancora intermedie, quelle di Caseracampo.
Ecco, questa è un po' la promessa storica. Mi interessava però dirvi soprattutto questo. La tradizione, quella che considerate tradizione, in realtà è un'invenzione moderna, è un'invenzione dell'Ottocento. Forse la nuova modernità è un ritorno al periodo più antico.